Ce ne sono tanti che aderiranno, ma come ha visto e come ha detto anche lei, per essere nel Comitato del Nord bisogna avere la tessera della Lega, quindi è un qualcosa interno nostro per compattare, riunire, mettere insieme tante persone, tante anime della Lega che sono stanche, stufe e vorrebbero andarsene. Questo serve per riunire la base. Tanti leghisti veneti pronti ad aderire al Comitato del Nord, riunito a Pavia intorno al leader storico Umberto Bossi. Parola dell'europarlamentare trevigiano Gian Antonio Darè, leghista della primissima ora, in rotta da tempo con il segretario Matteo Salvini. I numeri non sono quelli dei sondaggi, sono quelli dei risultati elettorali, dice Darè. Occorre intervenire. Non siamo qui per distruggere, ma per rinnovare, perché se no, se si rompe, facciamo un grande regalo al centralismo romano. Insomma, si tratta solo di rimettere in piedi così quell'ala del nord che ha visto tanti militanti, tanti sostenitori e tanti voti che se ne sono andati proprio per questo partito nazionale. Si può cambiare, si deve cambiare senza chiaramente perdere le origini, l'identità, la territorialità che purtroppo abbiamo perso. Darè che a Bruxelles ha incrociato proprio il ministro Salvini in Europa a chiedere un sostegno concreto per dare il via alla progettazione del ponte sullo stretto. Ci siamo visti, insomma, ecco, ci siamo anche salutati. Nessuno scambio, nessun confronto, dunque le distanze rimangono inalterate. L'ex segretario nazionale della Liga resta convinto del fatto che il problema sia stato il mancato coinvolgimento dei territori. È mancata la segreteria politica. Cioè, se ci fosse stato un Zaia, un Federica, un Giorgetti che assieme a Salvini avesse fatto la linea politica, probabilmente questi risultati non sarebbero stati così.